Ho scoperto il sughero vergine alla fine del 2018, quando cercavo un materiale particolare che potesse dare matericità alla mia pittura. E il sughero vergine, queste cortecce meravigliose, nodose, che ho fatto affettare scoprendo un mondo meraviglioso all'interno. Si tratta del sughero che dal punto di vista commerciale risulta meno pregiato perché proprio impuro, e ho voluto ridare proprio questa nobiltà a questo materiale meraviglioso, un po' come la natura l'ha creato, quindi nobile e bellissimo, perché è un'opera d'arte da solo, basta lui. Avevo un pezzo di sughero molto importante che facevo fatica a collocare perché aveva bisogno comunque di una tela di un soggetto particolare e profondo, e nel 2019 mi sono recata a Croce d'Aune e nei boschi di Croce d'Aune sono rimasta veramente impressionata dal panorama devastante che ho trovato, questi giganti silenziosi stesi a terra con le radici sradicate e che sembravano quasi di cenere. E quando sono ritornata a casa ho dipinto proprio di getto Vaia, per ricordare e per mantenere viva la memoria di quanto è successo, perché non deve essere e non dovrà essere mai dimenticato. Sughero è arte. Uno si domanda, ma come mai? Effettivamente, credo che oggi abbiamo qui una di queste massime espressioni. Silvia è riuscita a interpretare nella sua opera e integrare il sughero in un modo, a mio avviso, uno dei più belli che abbiamo mai visto. Sono diversi anni che Amorim aiuta l'arte, avvicina l'arte, per cercare da un lato di appoggiare gli artisti, ma dall'altro lato cercare anche di elevare l'immagine del sughero, perché noi siamo abituati a vedere questi tappi che si stappano delle bottiglie e ci domandiamo, ma dopo questo sughero, ma che cos'è effettivamente? Ecco, questa è una interpretazione effettivamente elevata di quello che è il potenziale del sughero e di come il sughero effettivamente è una materia unica. E credo che Silvia abbia avuto la capacità di interpretarlo in un modo veramente fantastico. La sostenibilità si basa su 3 pilastri: qualità ambientale, giustizia sociale e prosperità economica. Adesso c'è un 4º pilastro che sta nascendo, che è quello della cultura. Ecco, questo è un buon esempio dove Amorim è vicino alla cultura, cioè appoggiando gli artisti veneti a poter esporre e creare le loro opere. Ecco, la mostra di Silvia Canton è probabilmente una delle migliori espressioni che noi abbiamo mai avuto in questo segmento, cioè dove arte e sughero danno origine veramente a una forma elevata di quello che è una sostenibilità culturale molto molto importante sia per il territorio che per Amorim.